Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Quest'oggi ci troviamo nuovamente nella nostra piccola Spoon Island, la nostra bella contea di Puerto Pollo. Precisamente ci ritroviamo nella zona industriale, il cuore appunto della nostra attività economica. Potete vedere che siamo con un surplus di circa 6.177 dollari e tutto è dovuto alle nostre grandi industrie a media densità come Generic Mill. Date un'occhiata anche al miglior amianto nella parte sud della nostra città, accompagnati anche da Melma Industriale. Probabilmente si stanno divertendo qui a scavare, come dire, nei bunker. Diamo un'occhiata anche a Industrial Workshop. Potete ben vedere come la media densità di industriale si sta evolvendo nella parte sud della nostra città. Date un'occhiata anche al nostro piccolo magazzino commerciale, ha raggiunto la massima possibilità di accettare merci, quindi al più presto possibile dovremmo costruire il nostro aeroporto per l'esportazione delle merci. Date un'occhiata a ben 816.000 dollari disponibili. Probabilmente qualcuno intorno a noi ci ha regalato ben 500.000 dollari accompagnati da, vediamo un po', altri 300.000. Wow, come dire, siamo riusciti a ottenere un grande approvvigionamento per il nostro sviluppo. Molto bene, diamo un'occhiata al di fuori della nostra cittadina per vedere più o meno quello che succede. La nostra piccola contea si sta popolando sempre più, siamo arrivati a circa 1 milione di persone. Date un'occhiata al di sopra dell'altopiano numero 1, ritroviamo già i piccoli insediamenti dei nostri cari alleati. Date un'occhiata anche intorno a noi, la nostra grande opera è alla prima fase, sta ricevendo davvero una quantità impressionante di petrolio greggio. Io direi di incominciare a dare una mano, vediamo di attivare appunto il nostro segnalino numero 1 per iniziare a inviare le risorse disponibili. Abbiamo una capacità di trivellazione di circa, vediamo un po', diamo un'occhiata all'interno della nostra sezione, vediamo un po' quanto petrolio abbiamo disponibile. Circa, vediamo un po', 41.000 barili al giorno, quindi possiamo inviare anche qualcosa in più. Come potete ben vedere, attenzione, ecco il nostro obiettivo principale: petrolio all'aeroporto. Invia 250.000 barili di petrolio greggio all'aeroporto internazionale. Addirittura è stata aperta una piccola missione. Prima di andare avanti con il nostro gameplay, ragazzi, vorrei farvi un appunto, un piccolo annuncio su Metro Last Light, ovvero non sono riuscito a caricare gameplay appunto nelle ultime settimane proprio perché stavo cercando appunto di risolvere quel problema tecnico della luminosità. Domani arriverà il gameplay di Metro Last Light, proprio sono riuscito ad aumentare la luminosità al 100% tramite alcuni, come dire, tramite le opzioni ovviamente del menu video, quindi spero ragazzi che si veda nella maniera migliore. Davvero ho fatto il massimo, quindi da domani continuerò la campagna con Metro Last Light per vedere un po' quello che riusciremo a fare. Allora, ritorniamo nella nostra piccola città per vedere quello che succede. Come avete ben potuto vedere, nel nostro menu della trivellazione abbiamo disponibile la raffineria di petrolio. La raffineria di petrolio è ovviamente il fiore all'occhiello della nostra produzione petrolifera. Il prezzo del petrolio greggio si è abbassato, allora è arrivato il momento di diversificare la produzione. Distilla tutto il petrolio che hai e trasformalo in plastica, ovviamente da vendere al mercato globale tramite un magazzino commerciale. Aggiungi un'unità di distillazione del carburante per creare ovviamente carburante da vendere o usalo per una grande opera. Bene, vediamo quello che succede. Allora, il nostro quartier generale si è evoluto e già possiamo vedere in lontananza la prima raffineria di petrolio, dove ho appena installato un piccolo, come dire, un piccolo laboratorio per l'unità di distillazione di carburante. Può usufruire di ben 2400 barili al giorno, quindi io direi di posizionarne qualche altro magari nelle vicinanze appunto di quest'ultimo. Vediamo un po', anzi io direi di utilizzare questa zona. Perfetto, vediamo se possiamo utilizzarne un altro anche da questa parte. Ok, ecco la nostra massima capacità. Benissimo, allora vediamo un po' che succede. Stanno lavorando alla grande, il nostro piccolo magazzino commerciale non credo che ce la farà a tenere il tutto, ma abbiamo ben 6.000 barili disponibili, quindi io direi di posizionare un altro bel magazzino commerciale appunto in prossimità di quest'ultimo. Ok, vediamo un po' se possiamo migliorarlo con qualche particolare deposito di petrolio. Benissimo, ne abbiamo ben 4 da posizionare. Ok, vediamo se possiamo eliminare questo piccolo deposito di merci. Molto bene. Questi 800.000 dollari davvero sono stati fondamentali per la nostra crescita. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato al nostro sviluppo. Benissimo, allora vi faccio vedere un'altra piccola cosa. Andiamo all'interno della nostra sezione. Oh, maledizione, vediamo cosa succede. Tubi intasati, questo non ci voleva. Come dire, la pupù fuoriesce dai gabinetti dei nostri cittadini. Certamente dobbiamo eliminare questo problema sul nascere, quindi con i nostri 40.000 dollari cerchiamo di posizionare una nuova tanica di raccoglimento appunto delle acque reflue. Perfetto, date un'occhiata, addirittura il magazzino commerciale ha raggiunto la sua massima capacità, quindi al più presto possibile dovrò posizionare l'aeroporto. Bene, come sta andando la sezione appunto della sanità? Con le nostre 2 cliniche ce la stiamo cavando abbastanza bene. Qualcuno mi può inviare dei pompieri? C'è Rashri che ha dei problemi, maledizione. Vediamo dov'è il nostro caro amico, deve essere appunto vicino a noi. Probabilmente si ritrova dall'altra parte della regione e non possiamo aiutarlo, maledizione. Allora, vediamo cosa succede nella nostra sezione della popolazione. Abbiamo bisogno di tantissime persone a basso reddito, di medio reddito ne abbiamo abbastanza, ma a basso reddito ne abbiamo bisogno. E proprio per questo date un'occhiata appunto
appunto nella parte nord della nostra città potete vedere un piccolo segnalino molto familiare, una freccia rossa che continua a sfuggire e a rientrare nella nostra città. Proprio così la nostra bella ferrovia, la nostra bella stazione ferroviaria è stata appena adesso completata, i migliori $40.000 mai spesi. Arrivano 74 persone appunto dal nostro caro amico della nostra Well City, eccoli qua, 26 abitanti che provengono appunto in cerca di lavoro, in cerca di nuove speranze nella nostra fantastica città destinata quindi all'elaborazione del petrolio. Bene, vediamo come vanno i trasporti. Molto bene, siamo collegati a 4 particolari città, perfetto, vediamo come sta andando vediamo le categorie di persone che si ritrovano da queste parti. Ritroviamo la maggior parte compratori, ma soprattutto anche turisti che si avvicinano nella nostra città, quindi davvero molto bene. Allora, vediamo quello che possiamo fare. Andiamo nella nostra sezione appunto della distilleria, benissimo, vediamo come va adesso per quanto riguarda il petrolio. Il petrolio all'interno di questo piccolo magazzino verrà utilizzato solo per l'utilizzo locale, quindi necessariamente per la grande opera e per le nostre distillerie. Necessariamente avremo bisogno di utilizzare altri depositi per il carburante, ma soprattutto per la plastica. Quindi vediamo un po'. Allora, il nostro deposito commerciale abbiamo bisogno, quindi vediamo un po', quartier generale del commercio attivo nella regione, oppure divisione del commercio in un quartier generale del petrolio. Bene, vediamo quello che possiamo fare. Allora, io direi, vediamo un po', questa zona potrebbe essere convertita nettamente in una zona di esportazione. Vediamo quello che possiamo fare. La nostra ferrovia la possiamo portare da questa parte, vediamo un po', potete vedere che ho fatto un piccolo ritocco, vediamo se possiamo portarla nuovamente da questa parte. Avanti ragazzi, dateci dentro, maledizione, siamo troppo vicini all'incrocio già esistente, maledizione. Vediamo da questa parte, perfetto, forse riesco ad arrangiare qualcosa. Allora, vediamo se possiamo fare questa piccola miglioria. Visto che è stato già impostato, come dire, in un'altra città la divisione della distillazione, io direi di impostare, come dire, la divisione del commercio al prezzo di $400.000. Allora, vediamo di posizionarla nettamente da questa parte. Eccola qua, date un'occhiata che bella in tutto il suo splendore, la sua, come dire, facciata specchiata con questi fantastici vetri riflettenti, molto bene. Abbiamo $300.000, quindi vediamo di fare tutto intelligentemente. Allora, innanzitutto io direi di utilizzare in questa zona il nostro deposito commerciale e in questa zona un'altra appunto distilleria appunto per la plastica. Dobbiamo sfruttare tutto lo spazio a disposizione. Allora, vediamo se riesco ad arrangiare qualcosa. Il nostro deposito riesce a entrare appunto perfettamente in questa zona. Vediamo un po' se possiamo fare qualcosa. Forse dovrei andare ad eliminare questa piccola zona di pompaggio di petrolio, perché almeno così riuscirei a sfruttare tutto lo spazio disponibile. Questa è una decisione abbastanza dura, però devo farlo per utilizzare tutto lo spazio. Allora, vediamo di fare tutto nella maniera migliore. Eliminiamo questa piccola stradina, ormai di troppo, perfetto. Vediamo di eliminare anche queste piccole strade un po' superflue, benissimo. E allora, vediamo un po' di andare con calma. Il piccolo magazzino commerciale mi sa che lo dobbiamo eliminare, purtroppo abbiamo perso un po' di petrolio, dannazione. Vediamo se possiamo eliminare questa... Oh, no, calma. Ok, perfetto. Vediamo se possiamo portare avanti la nostra ferrovia. Allora, la nostra cara ferrovia appunto da questa parte. Olè, maledizione, vediamo se possiamo portarla. Dov'era, maledizione, il contatto? L'avevo trovato, appunto era da queste parti. Ok, perfetto, aggiungiamo una piccola zona da questa parte. Ok, un altro miglioramento da quest'altra e continuiamo dritti da questa parte. Benissimo. Allora, vediamo di collocare appunto il nostro la nostra zona appunto di esportazione. Eccolo qui il nostro grande magazzino appunto proprio qui. Benissimo, al prezzo di $58.000. Perfetto. Vediamo di continuare con la nostra ferrovia. Benissimo, vediamo se così possiamo andare alla grande. Allora, mi sembra di aver già, come dire, la zona appunto per la stazione di merci. Eccola qui, al prezzo di $70.000. Prima di posizionarla vediamo di leggere un pochino. Allora, andiamo nella sezione adeguata, permette l'importazione e l'esportazione delle risorse attraverso il treno merci. Ogni deposito al deposito commerciale aggiunge un altro vagone al treno merci. I treni arrivano a distanza di poche ore l'uno dall'altro. Ovviamente abbiamo 360 minuti di tempo prima che arrivi. Allora, dove andremo a posizionare appunto i nostri appunto le nostre risorse? Vediamo, forse dovremmo eliminare questa piccola parte di ferrovia. Vediamo un po' se è vero, vediamo se possiamo collocarlo. Bene, e in questa zona collocheremo appunto le nostre zone di raccolta. Allora, ecco appunto la nostra stazione, come dire, commerciale, eccola appunto qui, perfetto. Allora, in questa zona, in questo deposito commerciale vedremo di posizionare innanzitutto la zona appunto di deposito del carburante, ne aggiungiamo una da questa parte al prezzo di $20.000, ne aggiungiamo ben due e altre due per la plastica, una da questa parte e una da quest'altra. Molto bene, la sesta vediamo di riservarla per qualche piccola sorpresa. Ok, il nostro lavoro è stato completato intelligentemente, vediamo adesso di capire cosa fare da questa parte. Abbiamo il deposito di petrolio.
Bene, vediamo adesso cosa fare. Mi sembra che abbiamo 123.000 dollari. Io non vorrei forzare adesso la mano con spese azzardate, quindi speriamo che la nostra raffineria di petrolio, per quanto riguarda il carburante, continui ad andare alla grande. Per adesso teniamo anche una zona appunto per la produzione della plastica, per risanarci economicamente, e in seguito forse in questa zona, come potete ben vedere, una zona petrolifera, cercheremo di ricollocare una nuova zona di estrazione. Intanto il nostro unico magazzino commerciale deve esportare e soprattutto utilizzare locale una buona parte del petrolio per usufruirne nella maniera migliore. Come vanno qui le merci? Proprio alla grande, abbiamo 40.000 cittadini come potete ben vedere, le industrie qui se la stanno cavando molto bene, addirittura siamo riusciti ad arrivare all'80% di approvazione. Aumenta il valore del nostro terreno, ti prego. Forse avrebbero dovuto mettere, come dire, nella sezione appunto dell'approvazione, proprio quando appare aumenta il valore del nostro terreno, una sezione proprio specifica dove appunto i cittadini richiedono questo valore, perché potete vedere che a questa prospettiva di città non si riesce ben capire dove posizionare appunto il parco. Vediamo un po' di capire più o meno dove si ritrovano i cittadini insoddisfatti, probabilmente nelle vicinanze della nostra stazione. Vediamo un po' se è vero, appunto nelle vicinanze di questa parte. Vediamo un po', probabilmente no. Forse nella nostra zona industriale, forse è meglio collocare un nuovo quartiere appunto per migliorare il valore del terreno. Vediamo un po' se possiamo collocare una nuova zona appunto da queste parti per rinnovare appunto la vita dei nostri cittadini che sono un pochino tristi. Ecco che gli appare nuovamente il sorriso. Perfetto, allora vediamo come sta andando appunto la nostra nuova missione, 250 barili, perfetto. Allora, mi ero dimenticato il problema, come dire, della nostra elettricità. Senza elettricità non si va da nessuna parte, la nostra piccola raffineria non funziona senza elettricità. Allora, vediamo di comprarne un po' dal nostro caro amico di Well City che ha ben 92 megawatt disponibili. Molto bene, grazie amico mio, ecco che arriva una bella freccia gialla dal nostro caro amico accanto a noi. Sono proprio curioso di vedere quello che stanno combinando i nostri cari alleati. Allora, come sta andando qui? 60.000 barili, proprio ce la stiamo cavando abbastanza bene, stiamo continuando a contribuire. Benissimo, allora, altri 220.000 dollari, vediamo se arriva la nostra energia. Grazie ragazzoni, ce l'abbiamo fatta, ecco che arriva nuovamente energia alla nostra raffineria di petrolio. Allora, la nostra plastica deve essere esportata a 28.000 dollari per 1000 unità, mentre il nostro carburante a 23.000 dollari. Potete vedere che stiamo per entrare nell'impero di Rockefeller. Allora, come sta andando qui? Vista la velocità con cui produciamo la spazzatura, la discarica si riempirà in un baleno. Mi sa che siamo arrivati al massimo ed è arrivato il momento di collocare un bel inceneritore di spazzatura. Allora, ben 2 inceneritori di spazzatura, in modo tale da ridurre nella maniera migliore tutta la quantità di immondizia che abbiamo qui vicino. Forza ragazzi, dateci dentro, vediamo un po' se riescono ad accendere questi dannati fuochi. Avanti, fuoco alle polveri, mettetevi in funzione ragazzi, non fateci aspettare molto. Maledizione, spostiamoci di qua se no mi prende una bella polmonite. Ok, perfetto, torniamo nuovamente nella sezione della spazzatura, vediamo un po' come va l'inquinamento del terreno. Mamma mia, guardate un po' quello che è successo da questa parte. Questo mi fa preoccupare per quanto riguarda la salute dei nostri cittadini. Come sta andando ragazzi? Vediamo un po'. Perfetto, questa è la salute dei nostri cittadini, come dire abbiamo 3 ambulanze, da questa parte sta andando abbastanza bene, mentre da quest'altra mi sa un po' meno, maledizione, siamo in una zona molto impacciata industrialmente, quindi meglio aggiungere qualche altra zona di ricovero per i nostri cittadini. Bene, il supporto sanitario è disponibile anche per i vicini, vediamo un po' come stiamo contribuendo per quanto riguarda la spazzatura, scarsa capacità ancora, stiamo bruciando però nella maniera migliore. Allora, vediamo come sta andando per quanto riguarda l'esterno. Allora, abbiamo l'energia che ci proviene da tutte le nostre regioni. Ovviamente se qualcuno ha bisogno di acqua ragazzi ce n'è disponibile proprio in abbondanza. Vediamo se abbiamo particolari ambulanze da inviare ai nostri cari alleati. Il nostro caro il nostro caro Independent City mi sa che ha bisogno di qualche ambulanza. Vediamo di inviargliene una per appunto farci come dire, per dimostrare la nostra riconoscenza. Bene, ritorniamo nella nostra città, vediamo che succede. 165.000 dollari, vediamo se stiamo esportando nella maniera migliore. Sono curioso di vedere se un treno appunto intreccia da questa parte e arriva direttamente all'interno del nostro deposito commerciale. Allora, come sta andando con l'educazione? Ben 1839 studenti su 1000, maledizione, abbiamo ancora un cercasi di personale. Le nostre strutture non stanno educando i nostri ragazzi nella maniera migliore, però come dire abbiamo abbastanza banchi per tutti. C'è un piccolo miglioramento all'interno del nostro municipio ed è proprio la nostra bella villa del sindaco, e sarà proprio quello che trasformerà la nostra piccola popolazione in qualcosa di diverso, in qualcosa di completamente innovativo, ovvero l'alta densità sta per accoglierci, l'alto reddito piuttosto. Vediamo un po', ecco appunto la nostra
nostra bella villa del sindaco, dove appunto vivremo per il resto dei nostri giorni. Vediamo un po' qualche informazione al riguardo. Una bella reggia, sembra appunto la reggia di Versailles, date un'occhiata. Hai comprato una nuova casa, sindaco? Non c'è problema, quella vecchia la daremo a tua madre. Grazie, il nostro caro Pelatone continua a, come dire, ad incoraggiarci. Questo posto è immenso, se riuscirai a mantenere il tuo tasso di approvazione a un livello alto potresti renderlo ancora più grande. Ti consiglio di non aumentare le tasse o potresti essere bombardato con uova marce. Ah, sono serio? Tranquillo amico mio, l'uovo marcio te lo lancerò nella tua testa bella pelata. Allora, vediamo cosa fare. Ci sono particolari miglioramenti: serra, campo da tennis, vediamo un po', ala per le feste, simcopter e addirittura torre di guardia. Ci mettiamo Hitman col fucile da cecchino e una bella piscina. Allora, praticamente aumentando, come dire, la felicità dei nostri cittadini, soprattutto per quanto riguarda la felicità residenziale, andremo a migliorare, come dire, la nostra villa del sindaco per rendere ancora più felice la nostra bella città. Mi sa che c'è qualche problema. Il servizio antincendi è lento, mi sa che questo non ci voleva. Abbiamo $257.000. Come sta andando qui, ragazzi? Ve la state cavando abbastanza bene? Come va col carburante? Cerchiamo di eliminare adesso questa zona di produzione di plastica. Eccola qui, la polimerizzazione della plastica. Ok, e sostituiamola immediatamente con un'altra unità di distillazione del carburante. Ok ragazzi, dateci dentro, altri 2400 barili al giorno. Perfetto. Ok, aggiungiamo anche qualche piccolo camioncino per velocizzare le nostre appunto le nostre consegne, un altro appunto nel nostro magazzino commerciale. Benissimo, vediamo come va in quello lì, nel nostro deposito commerciale. Ancora abbiamo grandi possibilità di produzione. Io direi di aggiungere, come dire, un'altra zona appunto di raccolta del petrolio, visto che siamo, come dire, in scarse capacità. Allora, bene, vediamo di rinnovare nuovamente la nostra zona per aumentare la nostra produzione petrolifera. Cosa succede? Il deposito è pieno, vediamo un po', andiamo appunto a capire dove è appunto questo problema. Ah, ecco, appunto la raffineria sta raggiungendo la sua massima possibilità. Prima però vedremo. Oh, ecco qua, vediamo innanzitutto di rinnovare i trasporti. Sicuramente velocizzare i trasporti è uno dei metodi migliori per velocizzare l'entrata di soldi. Ok, vediamo un po', vediamo di aggiungere 4 camion per ogni zona di produzione di petrolio. Vediamo da questa parte, abbiamo per adesso 4 raffinerie, anzi 4 zone di produzione. Benissimo, il traffico adesso aumenterà decisamente. Vediamo se abbiamo una nuova zona dove posizionarla. Maledizione, ci serve aumentare una piccola parte. Vediamo un po'. Niente, mi sa che ancora non possiamo farcela. Vediamo un po' da questa parte. Niente, mi sa che questa zona è completamente bloccata. Possiamo aggiungere solo ed esclusivamente 2 piccoli camioncini. Vediamo invece da questa parte se possiamo farcela. Avanti. Ok, qui ci sono abbastanza slot disponibili. Benissimo. 44,300 tonnellate al giorno. Davvero Sono riuscito a trovare una posizione per la nostra nuova zona di estrazione, probabilmente per i piccoli depositi che si ritrovano appunto in queste vicinanze. Allora, questa zona vedremo di utilizzarla in altro modo. Io avevo pensato di utilizzarla magari con di sfruttare questa nuova zona con appunto la caserma dei pompieri grande. Vi ricordo che nel momento in cui andremo a migliorare le fabbriche, come dire, all'alta densità, avremo la possibilità di come dire, spegnere degli incendi con dei mezzi particolari che ritroviamo solo nella caserma dei pompieri grande. Allora, vi ricordo che la nostra tassazione è sempre al 7% e stiamo guadagnando ben $5.000 l'ora. Questo significa che la nostra popolazione è sempre più felice e abbiamo addirittura la possibilità di migliorare addirittura la nostra villa del sindaco. Bene, vediamo un po' se possiamo aggiungere qualcosa di diverso. Una bella statua del sindaco, perfetto, eccola qui proprio nella parte superiore, vicino appunto alla facciata salienti. Guardate che figa, perfetto. Allora, ritorniamo nuovamente all'interno della nostra piccola sezione. Allora, è iniziata la costruzione della prima villa in città, addirittura di gran classe. Sguinzagliati i cani, nuovi cittadini si trasferiscono. Bene, allora, in questa posizione io direi di posizionare appunto la nostra nuova stazione la nostra caserma dei pompieri grande ed eliminare certamente quella vecchia che si ritrova appunto nelle vicinanze della nostra zona industriale. Però io dico di tenerla un attimino attiva per eliminare qualche piccolo incendio immediato e aggiungiamo immediatamente un garage per i mezzi NBCR. Costa ben $40.000 con una manutenzione di 250 orari, quindi date un'occhiata a quanto andremo a spendere. E aggiungiamo anche un piccolo camioncino da queste parti, in modo tale da ridurre le particolari spese, soprattutto le particolari le problematiche di spazio. Aggiungiamo anche un ufficio del comandante dei vigili del fuoco per cercare quindi di stare attenti. Potete vedere che il comandante dei vigili del fuoco gira per la città, visita le case, fabbriche e negozi. Ovviamente i luoghi visitati dal comandante restano immuni per quanto riguarda le problematiche riguardanti l'incendio. Allora, come va con la nostra spazzatura? Stiamo migliorando. Bene, per quanto riguarda la felicità ci sono problemi, ragazzi, aumenta il valore del terreno, ma non capisco, ragazzi, dove avete bisogno dell'aumento del terreno, del valore del terreno. Vediamo un po', forse da queste parti, maledizione. Vediamo un po'. Ci sarà solo qualche piccolo cittadino che non sarà soddisfatto, però certamente possiamo anche, come dire, farne a meno. Date un'occhiata alla felicità della nostra popolazione, raggiunge davvero
come dire, livelli impressionanti. Ok, adesso dobbiamo necessariamente rimuovere questa piccola caserma dei pompieri, perfetto, anzi forse dovremmo ridurla da 5 camion dei pompieri a un camion solo, in modo tale da tenerla sempre attiva appunto vicino alla nostra zona, come dire, industriale. Perfetto, abbiamo guadagnato qualcosa, magari abbiamo problemi per quanto riguarda l'economia, cercheremo di eliminarla. Ok, come sta andando qui ragazzi? Mi sa che avete bisogno di qualche piccolo parco per trasferirvi nella nostra città molto più velocemente, con un bel acquapark, divertitevi adesso che è estate, vi potete anche fare qualche bel bagnetto, tubi intasati, ancora non ci sono delle problematiche evidenti. Allora, vediamo cosa succede, possiamo migliorare ancora nuovamente la nostra bella villa del sindaco, perfetto, aggiungiamo qualche altra zona appunto per il suo miglioramento, una bella fontana potrebbe essere addirittura adeguata per accogliere nuovi cittadini, guardate un po' addirittura i servi come si divertono appunto a ripulire il nostro piccolo giardino. Vediamo cosa succede dalla piccola residenza appunto di alta classe. La terra non ce la fa più a sopportare la nostra immondizia, sindaco, dobbiamo darci una regolata, l'inquinamento ha raggiunto livelli allarmanti. Una centrale di riciclaggio mi sa ragazzo che non possiamo posizionarla perché non abbiamo abbastanza. Cosa succede? Mi sa che al nostro magazzino commerciale è successo qualcosa. Allora, ehi, giocare in borsa è divertente, vero? Possiamo costruire un quartiere generale del commercio per entrare nel vivo dell'azione. Allora, siamo degli autentici assi negli affari, sindaco. Ci serve un quartiere generale del commercio. Mi sa che il quartiere generale del commercio non sarà di grande valore appunto per noi stessi, perché già abbiamo una grande possibilità di esportazione. Quindi io direi di concentrarci nettamente sul migliorare ovviamente le nostre possibilità di espansione. Vediamo un po' le nostre industrie, soprattutto anche le nostre case. Perfetto, hanno bisogno, come dire, hanno apprezzato i tagli delle tasse, come potete ben vedere, continuano a crescere. Quindi vediamo adesso di rinnovare le strade all'alta densità per accogliere quindi nuove, come dire, tipologie di persone nella nostra città. Ovviamente, come potete ben vedere, alzare le tasse fin da subito non è una delle strategie migliori, perché ovviamente la popolazione verrà repressa, come dire, sarà infastidita della grande tassazione, quindi sarà costretta a lasciare la città o addirittura a non espandersi. Invece con una tassazione molto bassa come il 7%, 6%, anche 5%, la popolazione sarà felice di vivere nella vostra città e, come potete ben vedere, arrivando a un certo punto vi chiederanno loro di espandersi, non che sarete voi costretti a farli espandere. Potete vedere che la grande quantità di personale che abbiamo appunto nella parte centrale della nostra città richiede appunto di espandersi. Date un'occhiata alle nuove villette che stanno appunto sorgendo nella parte appunto limitrofa ai nostri cari alleati. Vediamo adesso di migliorare anche queste zone. Perfetto, adesso nella parte proprio centrale vi sono dei negozi che hanno la possibilità di essere migliorati. Perfetto, è stata avviata la costruzione addirittura di nuove zone. Perfetto, molto molto bene. Vediamo di convertire questa parte in alta densità, molto molto bene. Adesso avremo bisogno di più acqua, di più elettricità. Vi ricordo che noi stiamo sopravvivendo con, come dire, le risorse altrui per quanto riguarda l'energia, ovvero non abbiamo costruito ancora una centrale petrolifera per appunto bruciare il nostro petrolio per renderlo ovviamente energia elettrica, e ce la stiamo cavando ancora molto bene. Quindi ringraziamo nuovamente i nostri cari alleati che si ritrovano sempre accanto a noi. Ok, vediamo come sta andando da questa parte. Molto bene, rendiamo anche questa zona ad alta densità, perfetto, quest'altra ancora della bassa densità. Ok, vediamo un po', la costruzione edilizia in marcia, cercheranno di ammassare più sim possibile in ogni caseggiato, perfetto. Allora, forse è arrivato il momento, date un'occhiata ai nuovi mulini che vengono costruiti appunto accanto a noi, abbiamo la possibilità di migliorare ancora una volta la nostra bella villa del sindaco. Benissimo, andiamo nella nostra parte sud, molto bene, con un nuovo gazebo, come dire un patio per il barbecue del sindaco, molto bene. Adesso è arrivato il momento di collocare la nostra torre TV per cambiare, come dire, l'apparato tecnologico delle nostre, come dire, zone. Vediamo adesso se possiamo farlo. Andiamo nella nostra sezione numero 1. Allora, vediamo un po' dove la ritroviamo la torre TV. Deve essere qui intorno. Eccola qui, $120.000 con $400 orari ben spesi. Allora, vediamo di posizionarla appunto in un angolo in modo tale da, come dire, ridurre al minimo le capacità, anzi ridurre al minimo le possibilità di espansione della nostra città. Ok, ecco la nostra bella torre TV, fantastica, proprio vista dal basso verso l'alto, sembra un vero e proprio grattacielo, guardatela appunto in tutta la sua bellezza. Allora, sicuramente vediamo un po' cosa è successo, la maggior parte della popolazione si è inasprita per questa particolare scelta, vedremo come va. Se per caso ci fosse un particolare aumento della criminalità, vedremo di eliminarla e buttarla giù. Ancora con il senso degli affari, amici miei, vediamo cosa succede. Ehi, giocare in borsa è divertente? Amico mio, non voglio giocare in borsa, me la sto cavando molto ma molto bene. Allora, vediamo cosa succede. Il dottor V è contento di te. Allora, vediamo un po'. Il dottor V, vediamo cosa succede. Ci offre $20.000, vediamo cosa intende fare. Vuole che porti la tua nuova armata a fare un giro. Semini il caos per la città, $20.000 come ricompensa. No, grazie amico mio, ce la stiamo cavando molto bene per quanto riguarda la felicità. Quindi dobbiamo solo attendere che le nostre industrie vengano rinnovate per quanto riguarda l'apparato tecnologico. Ok, vediamo cosa succede. Mi sa che abbiamo avuto un calo per
per quanto riguarda, il nostro apparato commerciale. I nostri cittadini odiano, come dire, gli edifici, maledizione. Vediamo se possiamo fare qualcosa. Allora, mi sa che c'è un aumento repentino della criminalità. Stazione di polizia chiusa? Hanno bisogno di lavoratori. Mi sa che c'è bisogno di aiuto. Il nostro sergente Ingrassia e Zoro si sono ritirati. Vediamo cosa succede. Questa piccola stazione di polizia non ce la fa più, sindaco. Dobbiamo, come dire, aumentare le nostre possibilità. Ci sto, amico mio. Vediamo cosa possiamo fare. Dobbiamo piazzare un distretto di polizia. Vediamo di fare qualche conto. La nostra stazione di polizia occupa 1775 dollaroni, mentre il distretto di polizia andrà ad occupare ben, vediamo un po', 1700, e ovviamente abbiamo grande possibilità di rinnovamento. Vediamo di eliminare questa piccola stazione di polizia e di rinnovare ovviamente la nostra possibilità di acciuffare criminali, appunto posizionando un nuovo distretto di polizia appunto nelle vicinanze della torre TV, dove si ritrovano la maggior parte dei criminali, proprio da questa parte. Vediamo se ce la possiamo fare. Ottimo, 95.000 dollari ben spesi. Ok, adesso la nostra torre TV avrà davanti, come dire, un grande osso duro da contrastare. Ci ritroviamo per adesso in negativo grazie alla nostra tassazione al 7%, però ovviamente ce la stiamo cavando molto bene. Spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Date un'occhiata qua adesso quanto lavoro abbiamo disponibile. Nuovi mulini stanno per gettare radici, addirittura già una piccola industria è riuscita a raggiungere la massima densità. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gameplay tramite un voto o un commento. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay, ragazzi. Ciao a tutti!